Allora, completiamo un po' il discorso con le sempre Lega Consumatori. Allora, questa possibilità innanzitutto di recuperare il voucher è molto importante. Poi, che cos'altro c'è che può capitare? Allora, può capitare che un'azienda mi proponga magari di fare un voucher alternativo proponendomi di aumentare un attimo il costo del biglietto, quindi dedicare una somma per creare un pacchetto. Pago questa somma ma magari non mi viene restituita né la somma né il rimborso né comunque mi viene fatto un voucher alternativo. Ci è capitato spesso, abbiamo risolto scrivendo un reclamo all'azienda e ha completato il pacchetto anche con la somma in aumento. Però la furbata voleva farla. Sì, diciamo che sono sempre resti nel dare subito la risposta pronta quando magari è alla porta. Certo, ma gli aumenti per esempio, cioè ad esempio c'è stato, perché ti dicono sempre per il Covid ci sono degli aumenti, uno ha prenotato per un prezzo un albergo eccetera, dicono no, non c'è posto in quei giorni, in quel fine settimana, è un po' come noi buoni quando si vanno a comprare eccetera. C'è un messaggio: nel caso in cui il paese di destinazione sia a rischio per incremento casi Covid, posso rinunciare al viaggio e usufruire del voucher? Anna da Mestre? Sì, devo sempre controllare i siti effettivamente di riferimento che mi dicono se in quel paese lì è decretato che c'è l'emergenza Covid, quindi ritorniamo al discorso di prima. E se devo scegliere io se rischiare o meno di andare a fare un viaggio, potrei non trovare comunque una soluzione, mentre se in quel paese lì effettivamente c'è l'emergenza Covid, come è successo in Italia comunque da febbraio 2020, ho diritto a rimborso o comunque a una proroga del voucher di riferimento. Perfetto. Sì. Qualcos'altro da dire, sempre relativamente al discorso turismo, viaggi? Ecco, dicevo, se c'è un aumento ti possono addebitare l'aumento? Allora, va sempre comunque concordato, anche qui noi abbiamo visto adesso gli utenti che ci stanno chiedendo informazioni per le prossime vacanze. Sì, è vero, gli hotel sono tutti in pieni, questo lo possiamo dire, quindi no, probabilmente da quel lato lì non c'è una grossa problema. Sono più però diciamo vicini all'utente nel fare pacchetti studiati proprio per l'utente, quindi ecco, da quel lato lì non ci sono ancora nessun tipo di problema. Il problema è sempre legato al rimborso al voucher di un volo non effettuato, quindi al momento pacchetti turistici sono ancora tutto tutelati. Prego, segnalerei ai miei, diciamo, ai nostri telespettatori che ieri, per dire, in un telegiornale di Mediaset già parlavano della mia terra come dire, capofila degli aumenti stratosferici. Sto parlando del Salento, del meraviglioso Salento, il quale adesso ha ben pensato di cominciare ad alzare i prezzi in maniera abbastanza forte. Questa è un'autodenuncia, perché io adesso partirò fra poco, andrò a controllare veramente. Attenzione, no? Che arriva perché poi dopo forse mi aspetterà giù il presidente della Regione Puglia sul confine di Foggia per dire tornatene a Padova, perché chiaramente a me dispiace questo, perché ci deve essere anche, quando c'è una ripresa, è chiaro che ci deve essere l'aumento dell'inflazione, che ci deve essere l'aumento dei prezzi, qui eccetera. Ci sono delle speculazioni. Ecco, ma la speculazione, Elena, tu lo sai che proprio è quello che forse nell'energia ha cominciato a farsi strada, per esatto. Cui cosa è successo? Agganciamo adesso l'energia, poi ritorniamo anche sull'argomento turismo nella terza parte, però è interessantissimo questo, quindi vediamo anche le slide a supporto. Utenze domestiche di luce e gas, eccole qua. Vediamo degli aumenti importanti. Allora, l'autorità per l'energia, che si chiama ARERA, stabilisce chiaramente trimestralmente il prezzo della materia prima, che sia la luce, che sia il gas, il prezzo della materia prima per tutti gli utenti che sono in maggior tutela. Qua ci vorrà un'altra trasmissione, ma mi prenoto per poterla fare, perché negli ultimi 4 anni l'associazione consumatori, la Lega con ADOC, Federconsumatori, capofila di questo movimento, abbiamo stoppato i regolari tentativi ogni anno di trasformare
tutti i mercati tutela il mercato libero, per cui tutte le grandi compagnie, da Enel Energia, Eni piuttosto che non A2A eccetera, no? Hanno fatto delle proposte commerciali ai clienti, chiaramente col famoso stalking di tutti i tipi, telefonico, mail, SMS eccetera eccetera, proponendo chiaramente dei prezzi vantaggiosi, dei contratti vantaggiosi con prezzi che potevano anche essere vantaggiosi, qualcuno però che davano chiaramente, che cercavano una fidelizzazione. Io ti faccio un prezzo buono, tu vieni al mio ristorante ogni giorno, ti faccio 10 euro, te lo blocco per 2 anni quel prezzo e così via. Cosa è successo adesso? Che finito il lockdown, quindi l'anno scorso domanda quasi azzerata, i prezzi delle materie prime erano bassi, non c'era domanda, quindi i prezzi dell'energia erano bassi. Esplosione nel secondo trimestre, e nel terzo trimestre da luglio, ma non ci vedo perché è troppo distante sta roba, ma comunque da luglio abbiamo avuto un incremento per l'energia elettrica, se non sbaglio, del 9%. Infatti torniamo un attimo alla slide precedente, eccola qua. Abbiamo più 9 per 9,9 per l'elettricità e un aumento del 15% di gas. Precisazione, perché io sono una persona onesta anche nei confronti delle compagnie. Cioè il 10%, no? E praticamente l'aumento al netto, perché l'aumento è stato del 30% dell'energia elettrica nel secondo e terzo trimestre. Il 20% adesso se l'è, diciamo, accollato lo Stato, diminuendo gli oneri di sistema, cioè quel 20% del 30% se l'è accollato lo Stato, diminuendo i nostri oneri di sistema. Nella nostra bolletta non c'è solo la materia prima, ci sono gli oneri di sistema. Nel gas invece abbiamo un aumento del 15%, ma se io faccio il rapporto da ottobre 2019 a settembre 2020 e da ottobre 2020 a settembre 2021, quel famoso 15%, no? Praticamente siamo ancora nei livelli del 2019, per cui l'aumento netto è stato del 3%, cioè il gas dal 2019 a oggi non è anzi è diminuito del 3%, perché l'anno scorso era sceso del 24-25% circa, per cui e qua ci troviamo costi per i consumi di energia elettrica. Ecco, io ho preso la famiglia tipo, ragazzi, noi dobbiamo ragionare sempre per grandi numeri. Milioni di utenti, 27 milioni di utenti. La famiglia tipo da cosa è composta? È composta da una famiglia che consuma 2700 kW all'anno circa di corrente e 1400 metri cubi di gas. Prendiamo questa famiglia tipo e abbiamo visto che se nel 2019 ha speso 500 euro, nel 2020 scusa, nel 2021 spenderà 559 euro, cioè quindi c'è l'aumento di 60 euro per una famiglia tipo per la luce, mentre invece per il gas siamo sempre allo stesso livello, perché siamo sui 950-990 euro, quindi non c'è stato un grande scostamento per il gas, ma più che altro per l'energia elettrica. Io, Elena, la voglio mettere in chiaro questa cosa una volta per tutte, che si capisca. Allora, il costo della materia prima, dell'energia, è dato anche da una voce che nessuno prende in considerazione, che nessuno calcola, come dico io, che la quantità di emissioni di CO2 che un'azienda, noi siamo energivore, no? Aziende energivore, le aziende energivore buttano nell'atmosfera. La Comunità Europea ha stabilito, diciamo, un tot che ogni azienda può emettere di CO2, cioè di anidride carbonica. Cosa è successo? Che poi dopo, se un'azienda supera questo livello, cosa fanno? La chiudono? No. Allora hanno creato dei pacchetti, no? Di CO2, li chiamano pacchetti di CO2, che uno si compra per poterla produrre in più, cioè per poter emettere più gas, diciamo, come dire, inquinanti. Allora, le grandi aziende che possono permettersi di comprare sti pacchetti, no? Che prima costavano 50 euro al metro cubo, no? Certo, adesso sono arrivati a 70-80 euro, e anche quella è la voce che fa aumentare diciamo, il costo della materia prima, per cui
La nostra, diciamo, le nostre pratiche virtuose devono essere quelle di creare aziende che siano sempre più green e che possano produrre meno CO2 e che quindi risparmino su CO2. Ieri ho visto un programma di Rai 3 che io e te conosciamo, no? Che ha parlato proprio appunto dell'esempio in Italia di aziende green che si sono praticamente liberate dalla schiavitù dell'emissione di CO2. Certo. Utilizzando l'idrogeno e altri meccanismi. Non venitemi a dire che questi aumenti sono solo per materia prima, secondo me parte sono per coprire i costi Covid, lo Stato da qualche parte i soldi li deve prendere, secondo voi? Chiedo a un telespettatore. È una domanda tipica in effetti che ci fanno. Parla prima tu. Nel senso che l'utente è convinto effettivamente che oltre alla materia prima tutte le altre voci siano composte effettivamente da lo Stato che mi prende dei soldi proprio perché deve coprire altri. Allora, qualche centesimo effettivamente ce l'abbiamo in bolletta per andare a coprire quello che è il bonus sociale. E, insomma, questa è una buona opportunità per chi ha un ISEE molto basso e non riesce a pagare le fatture. Ecco, questa voce sì, è certificata, abbiamo questi centesimi per il bonus sociale. Poi effettivamente a questa domanda facciamo fatica a rispondere anche noi associazione dei consumatori quando l'utente ci chiede cosa sono tutte le voci nelle fatture. Io personalmente delle volte in battuta dico lasciamo stare cosa sono gli oneri di sistema perché ci viene l'ansia ogni volta che ci pensiamo. Beh, io Silvia, se mi permetti, al telespettatore do due risposte. La prima sul discorso proprio sulla domanda che ha fatto, ma voi siete convinti che... Beh, io intanto dico al telespettatore che il costo della materia prima sulla bolletta incide del 33%, tanto che ci capiamo subito, no? Per cui se un'azienda mi dice ti faccio risparmiare il 20% sul costo, sull'energia, sulla tua bolletta, già sta dicendo una grande carognata. Perché? Perché il 20% non è sul 100% della bolletta, ma solo sul 30%. Perché loro possono scontare solo la materia prima, il costo della materia prima. Questo è già una cosa che i consumatori dovrebbero capire quando vanno a cambiare gestore da una parte all'altra ogni 3 mesi e poi dopo ci mettono nel... che non sappiamo più dove andare a votarci, perché immagina tu un passaggio da gestore a gestore, cosa significa? Quindi doppie fatturazioni che si incrociano, clienti che arrivano nel mio ufficio urlando mega frega, proprio quando va bene, se no qualche parolaccia che tu sai, che conosciamo in dialetto veneto, e quello che più mi importa è dire la seconda risposta al consumatore che ha ragione su una cosa, però anche sull'altra ci deve fare una considerazione. Silvia è stata molto gentile a dire, beh, qualche centesimo sicuramente va... E dopo infatti vediamo questi discorsi dei bonus sociali. Dal discorso del coso. Il resto chiaramente, i bonus sociali, infatti nella prossima slide io faccio capire che poi dopo non è che se li incamera qualcuno il politico di turno e che cosa, ma è una ridistribuzione anche delle risorse in base ai redditi, ragazzi, bisogna non fare sempre i famosi, no, sono pago le tasse per cui... Allora è importante questo discorso dei bonus sociali perché c'è un cambiamento. Sì. Facciamo vedere le slide appunto per capire bene dopo la pubblicità, quindi tra poco restate con noi.